lavori per ottenere i rimborsi del risparmio energetico. La Guardia di Finanza di Treviso scopre una maxi frode tra la Marca e Padova, dati rubati a ignari clienti e artigiani. Stamani un tavolo regionale sull'emergenza cimice asiatica che sta mettendo in ginocchio i coltivatori di frutta in tutto il Veneto. La preoccupazione della categoria per il rischio che il micidiale insetto attacchi anche i vitigni del Prosecco. Denunciate dai carabinieri di Montebelluna 3 cittadini marocchini che avevano aggredito brutalmente un connazionale a pugni, calci e persino con una chiave inglese per derubarlo. Camion si ribalta lungo la 4 tra Cessalto e San Donà, l'impatto sposta in New Jersey che separano le carreggiate in quel tratto, ma i blocchi reggono, pesanti disagi al traffico nelle ore successive. Controlli antidroga tra gli studenti trevigiani prima dell'ingresso a scuola, 2 ragazzi trovati dalla polizia locale in possesso di stupefacenti. L'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico. Nel PD trevigiano c'è preoccupazione per la possibile fuoriuscita di iscritti, ma dice il segretario provinciale le priorità in questo momento sono altre. Domani anche in Veneto e nella Marca, come in tutta Italia, la serrata delle autoscuole contro l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti, a rischio metà degli esami di guida nelle associate che aderiranno alla protesta. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, in primo piano la cronaca di un'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto una frode da oltre 500 milioni di euro nel mirino. Finti lavori per ottenere i rimborsi del risparmio energetico, una operazione dunque che ha portato a 7 persone arrestate, 3 in Veneto, 2 nella Marca. Rubati i dati di ignari artigiani e clienti. Usufruivano di rimborsi fiscali per impianti energetici mai eseguiti 28 indagati di 15 società di servizi scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha arrestato per il reato di truffa aggravata 7 persone e sequestrato beni per 110 milioni di euro tra Padova, Frosinone, Cosenza e Treviso. In Veneto sono stati eseguiti 3 arresti, 2 imprenditori fra Treviso e Ponzano e un'imprenditrice a Pontelongo nel Padovano. La truffa ha una dimensione enorme, riguarda l'indebita erogazione di contributi da parte dello Stato per oltre 120 milioni di euro. Gli investigatori delle Fiamme Gialle sono riusciti a bloccare una maxi frode che avrebbe fruttato 500 milioni di euro con i profitti tratti dai titoli di efficienza energetica mai eseguiti. È stato accertato che i fornitori di società che detenevano certificati bianchi incaricati ad evadere le pratiche erano evasori totali oppure presentavano dichiarazioni annuali con valori irrisori e comunque incongrui rispetto a quelli indicati dai clienti. I finanzieri hanno così scoperto che 15 Energy Saving Company avevano attestato falsamente al gestore dei servizi energetici di aver eseguito oltre 3.900 interventi di efficienza energetica, consistenti principalmente nella sostituzione di vetri semplici con doppi vetri, isolamento di pareti e coperture per il riscaldamento o raffrescamento di involucri edilizi. In tal modo maturavano il diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica, i certificati bianchi, rappresentativi in sostanza di un contributo pubblico per il risparmio di energia. Ma sia gli artigiani che i loro clienti non ne sapevano nulla. C'è un doppio danno perché i lavori di efficientamento non vengono eseguiti e in più il danno economico perché lo Stato eroga questo contributo che poi grava su tutti gli utenti in Italia perché leggendo le bollette dell'energia elettrica questo importo rientra nella voce oneri di sistema. Adesso parliamo del tavolo regionale di stamane a Mestre sulla questione cimice asiatica, un flagello che sta mettendo in ginocchio i coltivatori di frutta del Veneto, danni veramente per milioni, un centinaio di milioni nel nord-est. Si cerca una soluzione, ma intanto tra gli allevatori, tra i coltivatori, scusate, delle varie categorie c'è anche la paura che questo micidiale insetto possa attaccare i vitigni del Prosecco. Ci dicono che attacchi anche la vite. Si nutre di tutto la cimice asiatica, anche della vite. Il rischio è che possa colpire pure i vigneti lungo le colline del Prosecco. La preoccupazione è che si possa propagare al vitivinicolo quanto sta accadendo nei frutteti, cioè a migliaia di aziende agricole dove le perdite vanno dal 40 al 100% della produzione se non si troveranno soluzioni veloci ed efficaci. La cimice asiatica colpisce 100 colture a livello nazionale.
nazionale, e quindi abbiamo anche i seminativi, abbiamo il mais, abbiamo la soia, abbiamo anche l'uva, il pino grigio, abbiamo anche segnalazioni su questo, e quindi voi si può ben capire le difficoltà che oggi noi dovremo incorrere su questo. Un insetto orribile, non soltanto nell'aspetto, questa cimice asiatica nera, che predilige tra le altre cose la frutta particolarmente dolce e succosa. Tra l'altro è un insetto molto esigente, perché predilige la frutta buona rispetto a quella meno buona, quindi voglio dire, emigra in maniera veloce da un impianto all'altro, facendo anche diversi chilometri nell'arco di una serata, di una notte. Considerando cosa vale l'agricoltura veneta ad oggi sul fronte nazionale ma anche sull'esportazione, pensiamo alle nostre DOP, sia in ortofrutta che di altro tipo nel vitivinicolo. Oggi noi siamo veramente ad alto rischio, e se non interveniamo in maniera massiva il prima possibile rischiamo di mettere in difficoltà un comparto veneto intero. Non ci fosse lo spettro della cimice asiatica, c'è comunque un po' a turbare i sonni nelle colline del Prosecco, della guerra del Prosecco, la guerra sulle etichette, sul nome del Prosecco da togliere o meno. Allora vi facciamo vedere il risultato del sondaggio che abbiamo lanciato ieri e il cui esito è stato mostrato a Ring ieri sera intorno alle 22, per chi non l'avesse visto. Ecco, questo è il risultato. Vi chiedevamo se è giusto cambiare il nome Prosecco, quindi togliere il nome dalle etichette del DOCG, e la vostra risposta è stata sì, è giusto per il 14,1% di voi, no, non è giusto per l'85,9% di voi, quindi abbastanza forte il no secondo la vostra opinione, ma la scelta è una scelta che continua a dividere le cantine. Io sono favorevole a togliere il termine Prosecco dalle etichette, per il semplice fatto che il consumatore non va ingannato. In questo momento personalmente dico assolutamente la parola Prosecco deve restare. Togliere la dicitura Prosecco dalle etichette e sostituirla con la denominazione territoriale? La battaglia dell'etichetta tra collina e pianura divide i produttori tra favorevoli e contrari anche nell'area di Conegliano e Valdobbiadene. Il caso è esploso dopo la decisione dell'azienda Colvetoraz di togliere dalle bottiglie la scritta Prosecco, mantenendo solo il nome Valdobbiadene o DOCG. Inevitabile soprattutto dopo l'accensione dei riflettori grazie all'inserimento delle colline del Prosecco nel patrimonio UNESCO, che la decisione fosse destinata a sollevare un polverone. Danno alle esportazioni o valorizzazione di un prodotto? La discussione è aperta. Oggi la gente comunque chiede Prosecco, dopo bisogna spiegare la differenza. Comunque il mercato sa che a Valdobbiadene si fa Prosecco, però secondo me l'identità Valdobbiadene o Conegliano Valdobbiadene deve rimanere una cosa a sé e più in alto rispetto al Prosecco generico di pianura. Ed il dibattito dalle cantine si allarga anche a tutti gli altri operatori, in primis della ristorazione, coinvolti nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti nei confronti dei molti visitatori e turisti che già arrivano nella Marca e chiedono le famose bollicine. Viene qui e chiede il nostro Prosecco, e quindi ecco che rimane il nostro problema di questo nome Prosecco, però alla fine sanno che qui a Valdobbiadene riescono a bere un Prosecco molto di qualità e molto differente dai prosecchi generici in giro per il mondo. Avendo un nome differente c'è una distinzione netta tra quello che è il mondo Prosecco, che come sappiamo tutti si parla di 500 milioni di bottiglie, e quello che è la zona storica, che è circa 90 milioni di bottiglie, 90-100 milioni. Di conseguenza può essere quello un modo per spiegare anche al turista o al cliente di dire bene, c'è il Prosecco e c'è il Valdobbiadene, Conegliano Valdobbiadene superiore o Valdobbiadene superiore. Il dibattito continua dunque, adesso la cronaca a partire dal macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi nel parcheggio del centro commerciale Arsenale di Silea, un camionista trentenne romeno trovato morto all'interno del suo camion. Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine, non presentava il corpo, il cadavere, segni di violenza, sarebbe stato un malore, un infarto a stroncare il pur giovane camionista all'interno del suo camion. Comunque le indagini sono in corso. Un altro camionista ha invece rischiato con l'incidente avvenuto tra Cessalto e San Donà questa mattina di provocare una tragedia ben maggiore. Non ci fossero stati in New Jersey ad attutire l'impatto, ora staremo parlando forse di una tragedia dalle enormi proporzioni. Un mezzo pesante che si ribalta e rischia il salto di carreggiata dalla parte opposta in un'ora in cui il traffico è sostenuto.
Accade tra Cessalto e Sandona di Piave lungo la 4 poco dopo le 11. Fortunatamente il bilancio finale è di inevitabile disagio al traffico, più di 5 km di coda, ma di nessun ferito. I blocchi che delimitano la corsia di sorpasso della carreggiata opposta sono stati spostati dallo scontro, ma il mezzo è rimasto dov'era. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco in azione per spostare il mezzo, e al SUEM, oltre che agli addetti di Autovie Venete. La concessionaria è stata costretta a interdire al traffico il tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto. I 2 svincoli in entrata sono stati chiusi, istituita l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e attivato il percorso alternativo verso la A28 e la A27. Un giorno di ordinario disagio lungo la 4, ma almeno stavolta senza il dramma di una croce da contare nel tragico bilancio delle strade venete. Ancora la cronaca, a Montebelluna avevano aggredito un loro connazionale, un cittadino marocchino, non solo a calci e pugni ma anche con una chiave inglese in testa, il tutto per derubarlo del portafogli con pochi euro dentro. 3 cittadini marocchini, un 22enne residente a Montebelluna, un 33enne proveniente da Brescia, un 32enne domiciliato in provincia di Padova, sono stati denunciati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso. Sono stati appunto individuati dopo le indagini seguite alla brutale aggressione avvenuta lo scorso 4 novembre. E adesso i controlli della polizia locale erano stati annunciati all'entrata delle scuole, sono scattati questa mattina, siamo a Treviso. 2 studenti sorpresi con la marijuana alle 7:30 del mattino, stupefacente che portavano a scuola. Come aveva preannunciato lo stesso comandante Andrea Gallo, la polizia locale ha dato avvio a controlli mirati per contrastare l'uso dilagante di droghe tra i ragazzi. Incastrati dal fiuto del cane Hitch, i 2 fermati non hanno tentato di negare. Si sono comportati assolutamente in modo educato, hanno subito ammesso di aver avuto con sé delle modiche sostanze. Naturalmente uno era minorenne, quindi sono stati contattati immediatamente i genitori, il secondo era maggiorenne, quindi lo abbiamo identificato e fatto tutti gli atti per la segnalazione alla prefettura di Treviso. 5 gli uomini messi in campo dalla polizia locale in divisa e in borghese, oltre 1 migliaio i ragazzi controllati dal cane antidroga nei 45 minuti in cui i vigili hanno stazionato a Porta Santi 40. Naturalmente continueremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con controlli in altri istituti. Non escludiamo anche che questi controlli possano essere effettuati all'interno delle scuole, ovviamente con l'autorizzazione dei dirigenti scolastici. Non escludiamo neppure ovviamente la stazione degli autobus, la stazione dei treni. Ecco, quello che volevo sottolineare è che non è un servizio repressivo, soprattutto è un servizio preventivo. Giustamente, come dice il sindaco Conte, la droga va combattuta in tutti i modi e la polizia locale fa sicuramente la sua parte. Adesso dalla cronaca alla politica con l'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico e le reazioni tra i Dem trevigiani. Cercheremo di discutere, di capire come affrontare questa fase, ma allo stato attuale posso rassicurare che il Partito Democratico, anche in provincia di Treviso, è forte e va avanti per la sua strada. Il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi incassa così l'addio al partito di Matteo Renzi, che segue di un paio di settimane quello di Carlo Calenda, entrambi determinati a dare vita a nuovi soggetti politici. Si va avanti, dice Zorzi, ma una riflessione è d'obbligo. Nei nostri territori in questo momento c'è chiaramente una preoccupazione per capire innanzitutto le ragioni di questa scelta, che ancora non sono chiare, per capire i programmi e la direzione che questo nuovo soggetto politico intende seguire. Detto questo, c'è la consapevolezza che le urgenze sono altre, c'è una prova di governo che non possiamo mancare, c'è da dare risposte concrete a famiglie, lavoratori, giovani. Diciamo che l'agenda delle priorità è altra e parla di autonomia, di sociale, di scuola e di territorio. Per ora a livello locale non cambia nulla, nessuna diaspora, con il PD, sottolinea Zorzi, pronto a riaccogliere chi dovesse avere dei ripensamenti. Come sempre, come abbiamo affrontato fasi ancora più difficili di questa, ci confronteremo nei circoli, negli organismi preposti e cercheremo di ricavare anche da questo passaggio delicato gli stimoli giusti per affrontare le vere sfide del nostro territorio, prima fra tutti quella di costruire un'alternativa chiara e credibile alla Lega di Zaia e di Salvini. Il trevigiano Alessandro Gheno, segretario del circolo PD di Santabona, il candidato sindaco di Vittorio Veneto Marco Dussa, alcuni dei renziani che potrebbero lasciare il partito. Vicino a Renzi era anche l'ex sindaco del capoluogo Giovanni Manildo, che in questo momento però la politica la vive da spettatore più che da attore. Gheno respinge l'ipotesi che quella di Renzi sia stata una mossa per tenere sotto scacco il nuovo governo. È chiaro che però l'influenza l'avrebbe avuta comunque anche se fosse rimasto un semplice senatore del Partito Democratico. Lui
Lui come altri non intende lasciare il PD sbattendo la porta. A livello nazionale è stata anche un po' difficile la coabitazione e fare anche sintesi, diciamo, della politica. Sul livello locale non c'è stato questo livello di contrapposizione, quindi adesso vedremo come procederanno le cose, ma io credo che se ci saranno appunto delle persone che vorranno far parte di questa nuova realtà politica, l'importante è che avvenga tutto nel rispetto reciproco, insomma, di persone che hanno condiviso la stessa casa per molti anni. E su Pontida, l'ultima Pontida, ma anche sulla mossa di Renzi, è intervenuto oggi l'ex segretario nazionale del Carroccio Giampaolo Gobbo, secondo il quale si tornerà a votare già l'anno prossimo. Una Pontida così non si era mai vista. Matteo Salvini, grazie anche al legame costruito con i governatori del nord, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, può contare su un potenziale enorme. Parole di Giampaolo Gobbo, che ha assistito da casa al raduno leghista di domenica. Pensa che la base leghista abbia capito le scelte di Salvini? Ma certamente basta vederla a Pontida, ma anche da tutti i discorsi che praticamente sono fatti e vengono fatti ogni giorno. Si è spiegato molto bene del perché, così non si poteva andare avanti, e quindi io credo sia ben capita la situazione, e io spero che al più presto si possa finalmente dar voce ai cittadini, che si possano quindi fare le elezioni. E a proposito di elezioni, secondo Gobbo questo nuovo governo giallo-rosso non durerà a lungo, sintomatico anche l'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico. Io penso che alle prossime estate, quando ci saranno le elezioni regionali di diverse regioni, per cui anche in Veneto, io credo si potrà andare a votare. La situazione di Renzi, questa adesso io non posso certamente pensare quello che pensa Renzi, ma certamente mette una opzione sul PD. Intanto il prossimo 23 settembre il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia incontrerà il presidente del Veneto Luca Zaia per parlare di autonomia, quella che il governo Lega Movimento 5 Stelle non è riuscito a condurre in porto. Non lo so adesso col governo giallorosso, ma potrebbe essere per la captazio e benevolenze del nord che magari ci concedono effettivamente l'autonomia. Di questo però non sono così certo. Anche nella Marca, come in Veneto e in tutta Italia, domani è di scena la serrata delle autoscuole per protestare contro l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti. Lo rendono noto le associazioni di settore Unasca e Confarca, precisando che salteranno il 50% degli esami previsti per domani svolti presso le autoscuole associate, che ovviamente aderiranno. Esprimiamo preoccupazione, spiegano Unasca e Confarca in una nota, per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi 5 anni fiscali e per la sicurezza stradale, con il calo drastico delle ore di guida per l'aumento delle tariffe. Le autoscuole, spiegano le due associazioni, sospenderanno le lezioni e le loro attività per protestare contro appunto l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti a partire dal 3 settembre e sul recupero retroattivo dell'imposta su tutti i corsi per le patenti già effettuati sino al 2014. Staremo a vedere domani dunque come andrà questa serrata delle autoscuole anche nella Marca. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Treviso e dai piani futuri di Fondazione Cassamarca. La storica sede di Caspineda in piazza San Leonardo, ma soprattutto il Monte di Pietà dietro Piazza dei Signori, è attualmente occupato da uffici Unicredit. Fondazione Cassamarca aprirà al pubblico entrambi i suoi tesori il 5 ottobre, anticipando così il progetto, fortemente voluto dal presidente Luigi Garofalo, di restituire in via permanente alla città la possibilità di visitare i due palazzi. Monte di Pietà fin dai primi giorni di ottobre sarà aperto al pubblico limitatamente ovviamente al gioiello che il palazzo contiene, cioè la cappella dei rettori. Anche all'interno di Caspineda il piano terreno e il piano primo, per meglio dire il mezzanino, saranno fruibili quotidianamente dai visitatori, che vi troveranno esposte le opere d'arte della Fondazione, in particolare quelle che compongono il fondo Bortolan. Iniziativa di cui i potenziali visitatori potranno venire a conoscenza non solo sul sito della Fondazione, ma anche attraverso i social, visto che l'attuale Consiglio di indirizzo ha deciso di aprirsi ai new media. Ritengo che al tempo d'oggi la comunicazione viaggi soprattutto attraverso questi social.
Gli eventi che la Fondazione progetta, organizza e attua sono tanti e meritano perciò un canale di visibilità modernissimo. E così i venerdì di cultura dedicati a Classico e Universo, che dal 20 settembre ripartiranno a Ca' dei Carraresi, sede questa che in futuro Garofalo vorrebbe arricchire di libreria e ristorante. Ma sui social il presidente intende promuovere anche la vendita della Jaguar con cui si spostava l'ex presidente Dino De Poli. Da oggi e fino a metà novembre chi sia interessato all'acquisto della Jaguar, che forse non è ancora un'epoca storica, ma sicuramente la particolarità della targa con una seguita da tutti zero, prossimo anno prenderà avvio al Teatro Eden un corso, un master per direttori d'orchestra sotto l'egida dei maestri Marcona e Andretta. Alla fine del corso vi sarà un premio per il miglior giovane direttore d'orchestra che auspichiamo possa essere sovvenzionato con il ricavato di questa vendita. E adesso in arrivo il premio Parise. I grandi reportage con uno sguardo ai giovani e al giornalismo d'inchiesta. Premio Parise 2019, scelti i vincitori che sabato 28 settembre verranno premiati al Teatro del Monaco di Treviso. 3 le sezioni reportage televisivi su quotidiani e periodici e novità 2019 una sezione dedicata al giornalismo d'inchiesta. La tutela della libertà di stampa, poi tanto caro da anche al nostro Presidente della Repubblica. Un giornalismo pericoloso, scomodo, che dà fastidio al potere, il potere che non si sente più assistito, tutelato da giornalisti compiacenti, ma da giornalisti che cercano la verità. Altra novità dell'edizione di quest'anno, il premio assegnato a giovani giornalisti che con il proprio lavoro si sono distinti in Italia e all'estero, riconoscimento che andrà ad Antonio Megalizzi, ucciso nell'attentato terroristico al mercatino di Natale di Strasburgo. Una targa andrà al rettore dell'Università di Trento, dove Antonio studiò, e alla sorella del giornalista ucciso a Strasburgo. Infine lo spazio dedicato alle scuole, rivolto agli istituti superiori del territorio. Le scuole coinvolte sono 4 quest'anno, ma dall'anno prossimo il concorso parallelo avrà una dimensione regionale. Adesso le notizie dal Bellunese. Tema lupi in primo piano, stamane l'atteso vertice in prefettura, il messaggio che esce è nessun allarme per la pubblica incolumità, ma la rabbia degli allevatori resta e restano le predazioni. 3 pecore scarnificate e altre 2 fuggite dal branco, morte in un dirupo. L'ennesima storia di predazione da lupo oggi arriva da Marziai di Lentiai e sicuramente il numero di questi capi andrà ad aumentare. Quello diffuso oggi al tavolo per la sicurezza convocato in prefettura. A fine agosto il numero di predazioni è calato del 50% rispetto allo stesso periodo del 2018 e bisognerebbe dire meno male, dato che parliamo di capi che per la maggioranza dei casi rappresentano lo stipendio degli allevatori. Tra loro alcuni stanno aspettando i rimborsi per animali predati lo scorso anno, ma si dice la natura deve fare il suo corso e dati scientifici alla mano non vi è alcun allarme per la pubblica incolumità, pur se il lupo ormai si è spinto fino nelle fasce abitate della Valbelluna. Di più, provincia e carabinieri forestali hanno ribadito come non esista documentazione dal secondo dopoguerra ad oggi di casi di aggressione o uccisione di persone, neppure da parte di ibridi, cioè di incroci fra lupo e cane. Rafforzare la prevenzione a tutela del settore zootecnico e la corretta informazione alla popolazione, gli impegni assunti oggi a Palazzo dei Rettori. E fra gli allevatori monta la rabbia. È tardi per iniziare a gestire la cosa e bisogna iniziare a gestirla, fare qualcosa, non solo chiacchiere. Non vediamo una via d'uscita, l'unico modo è di poter gestire questa popolazione di lupi che è arrivata qualche anno fa e la gestione deve prevedere anche l'abbattimento di quegli animali troppo invadenti. Noi vogliamo un tecnico che ci metta nero su bianco che effettivamente questo predatore è innocuo per le persone. In prefettura a farsi interprete della voce degli allevatori è stato il sindaco di Borgo Valbelluna. Noi non ci rendiamo conto di quelli che saranno i drammi, di quelle che saranno le conseguenze drammatiche di questo fenomeno fra 5, 10 e 20 anni, perché avremo un abbandono totale della montagna da parte dei nostri agricoltori e la politica si deve fare voce di queste istanze per controllare e per limitare e per ridurre il numero di questi animali.
Slittano ancora i lavori di restauro delle scuole elementari Gabelli di Belluno, chiuse ormai dal 2007 per il cedimento dei soffitti di alcune aule e infiltrazioni. Il contratto con il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l'appalto è stato firmato ieri mattina e prevede l'apertura del cantiere entro la fine di ottobre e la fine dei lavori ragionevolmente entro maggio 2021. Firmato anche il contratto per i lavori a Palazzo Crepadona che partiranno entro metà ottobre e per gli interventi esterni all'ex caserma Piave. Adesso invece il Nevegalla, una stagione che partirà azzoppata, quella prossima stagione invernale. Nelle mani dei tecnici dell'Ustif il destino della sciovia dell'ente si ovviamente dibatte anche sul futuro del Colle. La cosa più semplice che vediamo noi è che gli impianti siano di proprietà del Comune e a quel punto è possibile un intervento anche 100% diciamo pubblico. Per cominciare a tessere la trama del nuovo Nevegalla è necessario che la gestione degli impianti torni ad essere di esclusiva proprietà del Comune di Belluno. Solo così, norme alla mano, potranno essere garantiti i contributi pubblici necessari ad attuare il progetto da 12 milioni di euro che gli impiantisti della parte alta della provincia hanno elaborato in via preliminare e consegnato alla Regione. Tutto il resto risulta inutile, dispendioso e con scadenza a breve termine. Abbiamo perso un anno cincischiando attorno alle cose, arrivando sapendo che a fine settembre ovviamente la società vuole chiudere o regalare gli impianti e la realtà è che il Nevegalla sta aspettando interventi da parte delle istituzioni. Serve una miglioria dell'impiantistica, dei costi gestionali e delle cose. Forse queste cose qui dovevano essere state fatte un po' prima. La nuova società, l'Alpe, aveva presentato un piano di interventi nel 2012, no? Salvo poi insomma, non attuarlo. Da parte sua il Comune di Belluno sollecita la Regione al mantenimento del contributo per la sostituzione della sciovia Leerte, cosa che pare assai complicata perché si arriverebbe alla sesta proroga richiesta dall'Alpe all'Ustif e quella concessa la scorsa stagione dovrebbe essere stata l'ultima consentita dalla legge. Quanto alla nuova società, il sindaco chiede alla Regione di aiutare la Newco che è in procinto di partire. Abbiamo trovato alcuni imprenditori disponibili a costituire una Newco, quindi una nuova società, insieme al Comune, insieme agli impiantisti attuali, proprio per garantire la prosecuzione dell'attività. Ci sono degli scogli. Chiaro che la corsa è contro il tempo e il fattore tempo continua ad essere il refrain oramai da decenni. Solo adesso, dice Massaro, c'è la certezza che non vi è un piano principale, quindi dobbiamo proseguire con ciò che abbiamo, completando la raccolta di capitale. Presto, annuncia Massaro, l'uscita pubblica della nuova società e pare che, come ai tempi dell'ingresso trionfale dell'Alpe, vi sia ottimismo. La politica 2010 fra pochissimo, ospite di Ferdinando Avarino, Gianangelo Boff, neocommissario della Lega a Treviso. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile e deciso calo termico a causa di un fronte freddo in discesa dal nord Europa. Vediamo nel dettaglio dove pioverà di più. Sul Veneto la giornata di mercoledì 18 settembre sarà caratterizzata da una certa variabilità, con piogge e temporali sparsi ma piuttosto frequenti un po' dappertutto. Tuttavia migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature come detto in diminuzione, minime tra 15 e 19 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con piovaschi alternati a pause un po' più asciutte, tuttavia piogge meno probabili sulle aree costiere. Temperature anche qui in calo, minime tra 14 e 17 gradi, massime tra i 22 e i 23 gradi. E anche sul Trentino Alto Adige sarà instabile con qualche acquazzone sui settori meridionali, andrà un pochino meglio come vediamo invece altrove. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime ancora gradevoli sui 27 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso.